Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro, benvenuti in questa nuova live. Oggi è il 20, mercoledì 20 novembre 2024, è qualche giorno che non facevo live, sono le ore 11:48 di questa mattina un po' nuvolosa, parecchio nuvolosa, devo dire la verità. Allora, diamo il buongiorno anche in chat. Salve Michele, buongiorno, benvenuto a Michele Michi, l'autore dei loghi che vedete sempre in basso nelle mie live e ora anche nei miei video. Allora, subito i ringraziamenti perché ho raggiunto quello che per me è un piccolo traguardo su YouTube. Sono arrivato a 500 follower. Io ho visto che molti canali sono partiti da piccoli traguardi come 100, 200, 500, 1000 follower per poi crescere anche parecchio. Io già mi accontentavo dei miei 100, 150 perché su YouTube si sa, non è come sugli altri social che si va di 10.000 in 10.000 i follower o anche su, per nominarne uno, su TikTok, se non c'hai 1 milione di follower non sei nessuno ed è pienissimo di account con 1 milione di follower. No, qui su YouTube è molto diversa la storia. Magari poi dedicherò una live intera, tanto ce n'ho tante da fare, tante, quella sulla mia storia, c'ho tante live da fare, potrei anche dedicarne una proprio alla mia esperienza con questo social in particolare, che non è tanto un social, ma è un sistema di condividere video, questo YouTube, che contiene tantissimi video. Se non sbaglio, in pochi mesi hai raddoppiato gli utenti. Sì, diciamo che lo devo molto all'idea di pubblicare le Piccadilly Soft e di fare il podcast con queste Piccadilly Soft, e questa idea verrà portata avanti per tanti giorni, tanti mesi e diversi anni. Io ho oltre 1000 audiocassette, tra l'altro alcune già pubblicate pure su Mixcloud, e anche se il mio vecchiarello computerino del 2012 ci mette 3 ore a crearmi un video, però io tanto mi avvantaggio, spesso lo lascio i pomeriggi interi a comprimere video e sto abbastanza avanti, quindi pubblicherò parecchie audiocassette e a seconda poi le raggrupperò bene, a seconda dell'argomento. Adesso sto pubblicando tutta musica soft, musica degli anni 80-90, ma musica molto lenta, bella, ascoltabile. Io l'ascolto in macchina, mi piace un sacco. Tra l'altro queste Piccadilly Soft non sono mai state, fino alla 6 le ho pubblicate io, diciamo su Mixcloud. Dalla 6 in poi non erano state pubblicate, la prima volta che le metto a disposizione. Siamo arrivati, se non sbaglio, alla 18 oggi. Fanno diverse visual e tramite quelle ho fatto diversi nuovi utenti. Quindi volevo dire che continuerò a pubblicare almeno un video al giorno, però se non ci voglio mettere 3-4 anni a pubblicare tutte queste cassette, è indubbio che qualche giorno ne pubblicherò più di uno, magari uno la mattina presto prima di accompagnare mia figlia a scuola e uno nel primo pomeriggio subito dopo pranzo. Questa era la mia idea, pubblicarne almeno 2 al giorno, e con 2 al giorno lo stesso ci vorranno 1 anno e mezzo per pubblicare tutto ciò che io vorrei pubblicare sul mio canale. Quindi continuate a seguirmi. Sì, le cassette sono spettacolari, anche io ultimamente ascolto solo quelle mentre lavoro, sono una macchina del tempo, ogni canzone un ricordo. È vero, lì dentro ci potete trovare i Queen, allo stesso modo i Rem, ci potete trovare musica di tutti i tipi. Per esempio oggi sono riuscito, perché non mi diceva il motivo, ma YouTube
mi aveva eliminato la Piccadilly Soft numero 1, la prima, quella a cui io sono molto più affezionato di tutte le altre perché è quella che ho ascoltato di più. E alla fine ho ripubblicato questa Piccadilly Soft numero 1 che mi è stata bloccata. Ho cominciato ad eliminare una per una tutte le canzoni, tutti i brani che YouTube mi diceva bloccato solo in Bielorussia e in Russia, Bielorussia e in Russia, però ce n'era una in tutte queste che mi bloccava il video in tutto il mondo. Ho cominciato a tagliarle tutte quante, alla fine ho trovato qual era ed era Michelle dei Beatles, quindi eliminata quella, praticamente la Piccadilly Soft numero 1 è tornata disponibile nel podcast. Detto questo, vi volevo anche dire che ho provveduto, proprio perché YouTube mi costringe spesso e volentieri ad eliminare dei brani da queste compilation, a creare un canale Telegram dedicato solo ai miei video. E lì ci trovate anche tutte le Piccadilly Soft, ci troverete tutte le Piccadilly Dance, le Piccadilly normali, ci troverete tutte le compilation che andrò a pubblicare. Sarà una specie di backup questo gruppo Telegram, trovate il link in descrizione di questo video, quindi andate a leggere la descrizione, trovate il link, se usate Telegram, clic sul link Telegram e iscrivetevi al mio gruppo, perché lì troverete apparecchia musica già mixata, già pronta. Ovviamente sono cassette da 60 e da 90, le vecchie proprio audiocassette, queste a cui siamo abituati noi, Noi, questa per esempio, questa è una audiocassetta di DK, tra l'altro una CD-Ing Colored Limited Edition da 60 minuti, vedete? Bellissima questa audiocassetta, tra l'altro ancora imballata, perché io ce n'ho, come sapete, tra l'altro di audiocassette ce n'ho oltre 2000, già digitalizzate un po' meno, però piano piano. Sì, su Telegram trovi per adesso tutto quello che ho pubblicato, quindi fino alla 18 pubblicata oggi ci sono tutte, e io ogni giorno pubblico sia su YouTube che sul canale Telegram che si chiama Reni Public Video, mi pare, l'ho chiamato così, così lo sapete che sono i miei video. E non solo, ci trovate liberamente scaricabili anche i video che piano piano pubblico e che ho pubblicato. Mi ci vorrà del tempo per riempire quel canale Telegram, anche tutti i video che sono qui su YouTube, tutti i video che sono su TikTok e su Instagram. Piano piano li scaricherò tutti, devo farne una alla volta, però mi ci dedico, siccome ci tengo anche a quel gruppo Telegram, allora lì ci metterò liberamente scaricabili anche tutti i miei video. Ok, detto questo, veniamo all'argomento di questa live. Perché ho aperto questa live? Oltre a ringraziarvi dei 500 follower, vedete qua in alto, qua c'è scritto 500 follower, grazie mille, grazie mille. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questa rivista, vedete? Questa rivista che sta qui, ok? Questa rivista, tra l'altro, è arrivata in alcune edicole, anche nella mia, ieri. Ieri però c'era un traffico incredibile per strada, non mandava proprio di arrivare alla mia edicola, con tutto che è qua vicino, ci potevo arrivare anche a piedi, ma poi ci ho avuto un sacco da fare. Tra l'altro ieri volevo fare lo sfogliamo insieme dell'ultimo Japan Magazine che ci manca da fare lo sfogliamo insieme. Purtroppo ho avuto un mare di problemi con questo PC con Windows 7. L'ho risolti tutti, però mi ci sono volute ore, quindi l'ho sistemati tutti i problemi, adesso rifunziona bene. Spero che non scatti la live, spero veramente che non scatti la live, anzi spero che sia abbastanza fluida. Tra l'altro voglio vedere un attimino se anche Restream sta andando bene, vediamo. Mi sembra di sì, che sta facendo un 3 mega e mezzo al secondo, che i frame 2 secondi, tra l'altro io lo metterei anche di meno di 2 secondi, 1280 x 720, va benissimo. Quindi siamo alla risoluzione HD normale 720. Poi farò delle prove tecniche per provare sempre con questo PC, con un accorgimento. Voglio provare a trasmettere a 1080p, perché la telecamera
li regge 1080p e voglio vedere se ci riesco. Allora, detto questo, Sprea Edizioni, adesso ho quel 500 lì che andrà a disturbare lo sfogliamo insieme, ma non fa niente. Eccoci qui, prima di copertina e quarta di copertina. Allora, come dicevo, questo è uscito ieri, lo sono andato a prendere 20 minuti fa dalla mia edicola. Mi sono fatto una camminata e quindi sono andato a... Non l'ho ancora aperto, come vedete si vede che non è mai stato aperto, questa rivista numero 5. Siamo arrivati quindi al numero 5 di questa bellissima rivista, e andiamo a vedere di che cosa tratta, oltre ovviamente a Nintendo, Famicom e le console computer. Doveva essere un home computer e diventò il Nintendo Entertainment System. Ok, ma già Famicom è l'unione sempre di due parole, che è Family Computer. Ok, quindi diciamo che sono esistite diverse console che con, diciamo, chiamiamoli così, con le dovute periferiche, accessori, come li volete chiamare, quindi con tastiera, floppy nel caso proprio estremo un mouse, diventavano dei veri computer. Però poi per esigenze più disparate, più diverse, diventarono invece solo delle console da gioco, quindi con applicabili joystick. Allora andiamo ad aprire ed ecco, lo metto un po' più lontano, così quel 500 follower non ci dà problemi. Ok? Retro computer, e qua c'è l'editoriale. Le note alte della nostra infanzia. Oh, ma vedi qua, a me mia moglie dice di no, ma io prima o poi... Allora, mo vi dico qualcosa di quell'oggetto tutto colorato con i colori giallo, rosso, verde e blu. Quello si chiama Simon, ok? Allora vi dico qualcosa del Simon. Tanto io quando faccio lo sfogliamo insieme è pure un'occasione per raccontarvi qualcosa di me. Quando ero piccolo mi venne regalato il Pocket Simon, che era questo Simon che invece di essere così grande era più piccolino, c'aveva sempre i quattro tasti, scritto Simon al centro, gli stessi giochi, stesso software, stessa difficoltà, stesso tutto, solo che era più piccolino. Si chiamava Pocket Simon, ok? E io ci giocavo tantissimo, mi piaceva tanto ripetere, perché lo scopo di questo gioco era ripetere diciamo, la sequenza di suoni e luci che veniva proposta dal computer, ogni volta sempre più difficile, sempre più lunga. La prima volta ti illuminava, diciamo, con una nota un colore, quindi avevi un suono da ripetere, poi 2, poi 3, poi 4, poi 5, e diventava sempre più difficile perché si potevano anche ripetere i suoni, quindi 2 volte il rosso, una volta il giallo, 3 volte il blu e una volta il verde. Cominciavano ad essere delle sequenze molto molto complesse. Ultimamente, vabbè, una decina d'anni fa, da un grande magazzino chiamato Cossuto, qui vicino a casa mia, noi trovammo questo Simon in tutte le salse, sia in questa versione grande a disco volante, questo però si metteva al centro tavola per giocare in più persone, praticamente, sia quello là, diciamo soltanto una ciambella, praticamente una ciambella, bellissimo anche quello, che bastava avvicinare le mani diciamo, a uno dei 4 colori e quello era come se tu l'avevi premuto, era diciamo touchless, non lo dovevi toccare, quindi senza tocco. E quella era una bella versione, ma ce n'erano tipo una decina di versioni, non esagero, dentro a questo cossuto, tutte del Simon, ok? C'era pure quello piccolo piccolo da mettere sul polso, che aveva sempre i 4 pulsanti, non era un orologio, quindi era il watch, diciamo non c'era la funzione orologio, si metteva solo sul polso per giocare, diciamo, sul polso a questo Simon, ma veramente ce n'erano una decina di versioni, non sto esagerando. Una più bella dell'altra, tra l'altro, però all'epoca dai, già c'ho un sacco di roba che non so più dove metterla e quindi optammo per non prenderlo. Però diciamo, secondo me, andando a cercare dentro anche alle fiere si trova parecchio ancora questo Simon, e secondo me lo producono ancora
come gioco normale da poter regalare, perché è sempre attuale. Diciamo, questi sono i giochi che non tramontano mai, ok? Quindi, e possono piacere anche ai nuovi ragazzi, ok? Quindi qua si parla del Nintendo Famicom, la Siga, Commodore PET, Spectrum, il Synthetizer dello Specci Synthetizer, me lo ricordo, l'Amstrad CPC 464 che ce l'ho, AMD versus Nvidia, e così possiamo parlare anche. Salve Massimiliano, buongiorno, benvenuto, mi fa piacere che sei qui con noi, visto che c'è anche pure Michele. Massimiliano, stiamo parlando e stiamo sfogliando insieme retro computer, ok? AMD vs Nvidia, storia delle GPU, parte 3. Posso raccontare anche io qualcosa che ho avuto a che fare con, diciamo, schede grafiche, anche a partire da Amiga. Non ci dimentichiamo mai la Picasso 4 per Amiga, e poi ovviamente anche per PC ci furono le ATI, le Nvidia e le Matrox, cioè indimenticabili Matrox. Se andate sul mio canale e andate a cercare lo SMAU, io ho pubblicato la registrazione di un vecchissimo SMAU, anni 90, fine anni 90, dove veniva fatta la pubblicità delle Matrox Mystique 220 della Rainbow Runner. Ok, quindi schede video anche ne so parecchio. Poi c'è Homebrew, musica maestro, vabbè, è sempre molto molto piena di argomenti questa rivista. Vi faccio rivedere l'indice, ok? Questo è l'indice, molto molto piena di argomenti, e noi andiamo avanti e iniziamo subito con il Nintendo Family Computer, abbreviato Famicom, una console chiamata computer, e questa era nata, diciamo, era una delle prime console convertite a console ma nate come computer. Diciamo, l'idea era quella di mettere in giro un computer, ma diciamo all'epoca già c'era la Commodore con i suoi computer, già se n'era uscita la Sinclair con lo Spectrum, e quindi per tanti motivi venne optato di vendere questo computer con solo la scheda, chiamiamola la scheda madre, la scheda principale, in un case che permettesse solo l'inserimento delle cartucce e trasformarla in una console da gioco. E questo ne decretò, diciamo, anche un discreto successo, anche se non sappiamo se questa console fosse stata messa in commercio come computer, non sappiamo come sarebbero andate le cose. Questo non ci è dato saperlo, perché la tastiera, qui vediamo il lettore floppy e quant'altro, venivano venduti a parte per trasformarli in un computer. Diciamo che non era facile trovarli, e ancora oggi trovare la tastiera originale o il floppy originale del Nintendo Famicom è abbastanza difficile. È abbastanza difficile. Oh, qua vediamo un gioco iconico dell'Amiga, questo è Zool, vedete? Zool, che doveva essere una copia di Sonic, però Sonic non poteva essere pubblicato su Amiga 1200, non era possibile per motivi ovviamente di diritti, di copyright, fare un porting su Amiga 1200 di Sonic, e quindi si inventarono Zool, la formica. E questo Zool ebbe un successo enorme, fecero pure il 2, lo fecero anche Aga. Aga è la grafica dell'Amiga 1200 e dell'Amiga 4000, che poteva, diciamo, gestire molti più colori rispetto all'ECS o all'OCS, ok? Quindi, diciamo, la grafica Aga era più colorata, più sfumata rispetto alla grafica ECS, OCS o quella precedente al 1200 e al 4000, ok? E qua vediamo storia di copertina, guardate, lo hanno completamente analizzato in tutte le sue parti il Famicom, ok? Guardate che bell'articolo che è uscito su questa rivista. Guardate, queste riviste non finiscono mai di stupirmi,
sono molto molto belle queste riviste, molto curate, grazie mille Sprea. Andiamo avanti, qua vedete che viene menzionato diciamo, un'altra console che doveva nascere come computer e poi invece venne messa in commercio come console da gioco, dovrebbe essere l'Intellivision. Vediamo un po'. Quello è il Mattel Intellivision, sì, Mattel Intellivision. Però non vorrei che questo articolo, vediamo un po' se c'è scritto all'inizio di chi è l'articolo. No, allora ci sarà scritto alla fine. Ah no, c'è scritto, ah vedi, Carlo Sant'Agostino, cioè sia Luciano Castrelli e Carlo Sant'Agostino, che saluto. Ciao Carlo, se un domani dovesse vedere questo, diciamo, questo video, l'ho menzionato perché lui è coautore di questo bellissimo articolo sia sul Famicom, parla ovviamente anche di Mattel Intellivision e di queste console che vennero commercializzate come console ma nacquero come computer, personal computer, home computer, come le vogliamo chiamare. Quindi andiamo avanti, qui ci sono c'è tutto un articolo molto molto, il G7000 della Philips, il video pack, il video pack, questo mi pare che c'ho pure questo io nella mia collezione, quando mi deciderò, che purtroppo adesso non posso muovere niente da dove sta, appena avrò uno spazio più grande, prima o poi ce l'avrò, perché è nei miei progetti futuri rimediare, trovare, acquistare uno spazio un po' più grande, magari poi una volta svuotato vendere gli spazi più piccoli, perché adesso io ho tanti piccoli spazi e ho accumulato la roba accatastata dentro tanti piccoli spazi. A me piacerebbe mettere tutto insieme in un unico spazio più grande e vendere quei piccoli spazi. Ma vedremo il futuro, io mi aspetto di tutto dal futuro. Scusate, c'ho una cosa nell'occhio. Allora, quindi qua si parla anche del Philips Videopack. Ah, poi c'è sta pure, si parla qui del Magnavox, l'Odyssey 2. Ma qui c'è menzionato il mondo. Vabbè, grazie. Con Carlo, guardate, guardate. No, guardate, questa rivista è degna di nota, degna veramente, guardate. Siga, non solo console o quasi. Anche qui c'è la mano dell'amico Carlo Sant'Agostino, su quest'altro articolo, vedete? Ok? Oh, il ColecoVision, quanto mi piaceva il ColecoVision. Poi non mi stancherò mai di dirlo, a me il gioco che piaceva di più sul ColecoVision era The Smurfs, i puffi. Non lo so perché, ma ne sono usciti tanti pure su ColecoVision. Ma quello che mi piaceva tanto sul ColecoVision erano i puffi. Vedete Jerry Calà, giochi preziosi. Guardate, qui c'è una bellissima immagine di Jerry Calà, giovane giovane, anche se Jerry Calà continua a fare serate, ultimamente mi pare un mese fa, qualche settimana fa, ha fatto una bella serata e ha messo qualche video sui social. Lui ancora intrattiene il pubblico durante queste serate. Quindi tanto di cappello e un saluto anche a Jerry Calà, che ha riempito diciamo, tanti pomeriggi, tante serate con i suoi film. Quindi diciamo un artista, Jerry Calà. Made in Japan, continuiamo a sfogliare retro computer. Siga. Oh, ecco qua Sonic, parlato prima di Zool e qua c'è Sonic sul monitor. Su quel monitor sopra al joypad c'è Sonic. Ok? Quindi so quanti ricordi, questo è l'Amstrad. Vabbè, ma io ho troppi ricordi, anche perché guardate un po' qui
qui c'è scritto i PC che hanno fatto la storia, ma quello su cui mi voglio incentrare, 1980-2000. Allora, prima del 1980 io ero troppo piccolo, io sono nato nel 1974, sono classe 74, ok? Quindi nell'80 avevo 6 anni. Il mio primo computer lo ebbi a 8 anni, quindi nell'82, quando feci la prima comunione. Quindi fino agli anni 80, a parte che ero troppo piccolo, facevo elementari, insomma, era un po' difficile che io, poi all'epoca di computer non se ne parlava ma proprio per niente, cioè si parlava di tutto. Dentro le case noi pure avevamo il televisore bianco e nero, non ce l'avevamo il televisore a colori in quell'epoca, ok? Venne molto tempo dopo da me il televisore a colori, diciamo. Quando lo comprammo il televisore ce lo regalarono, un televisore a colori Telefunken, bellissimo, ancora me lo ricordo. Tra l'altro è durato anni, 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 perché poi una volta che io diciamo, iniziai a lavorare con il primo stipendio, regalai a mia madre e a mio padre un televisore un po' meglio di quel Telefunken, che tra l'altro il tubo catodico si era scaricato, dovevamo vederlo al buio completo per vedere qualcosa. E allora comprai con i primi soldi un bellissimo Sony Trinitron, ma una cosa spettacolare quel televisore della Sony. E niente, quindi questo Telefunken però non venne buttato perché funzionava. Lo portammo a rigenerare il tubo e lo portammo alla casa al mare. Adesso è stata venduta la casa al mare. Poi tra l'altro andarono i ladri e si rubarono il Telefunken in mezzo a tante altre cose che si rubarono il Telefunken a colori, ma parliamo già, era inoltrati gli anni 2000, che caspito ce facevi? Era un bel televisore grande, però c'aveva nel 2000, non dico 20 anni, ma 15 ce l'aveva sicuro, cioè già rigenerato il tubo catodico, più di quello non poteva dare, però se lo rubarono, che vedevo di si rubarono il televisore a colori da Telefunken. E noi invece a casa a Roma avevamo il Sony Trinitron che io avevo comprato, diciamo, con i primi soldini, diciamo, con il primo stipendio comprai questo televisore per la sala da pranzo, bellissimo, Sony Trinitron, quindi un tubo catodico dai colori spettacolari, veramente, veramente. Quindi andiamo avanti. Come vedete vi racconto sempre un po' della mia vita. Guida alla riparazione dei Commodore PET. Commodore PET, i primissimi home computer distribuiti da Commodore, ok? Questi erano i PET, alcuni avevano il registratore a cassette, come ha fatto vedere benissimo Luke 74 Channel. Andate a vedere e a cercare, non so se aveva, sì, era un video dedicato ai dataset, in cui lui fa vedere anche questi dataset inseriti nei PET, come venivano inseriti. Vedete, questo è un PET con il dataset, cioè con il lettore di cassette, ok? Agli inizi degli anni 80 pure le fotografie negli album le avevamo in bianco e nero, e certo Michele ha ragione, ha perfettamente ragione Michele, quando noi all'epoca pure le fotografie, a parte se ne facevano pochissime di fotografie, adesso se ne fanno a migliaia. Io ho 36.000 foto nel telefonino, è una cosa incredibile, cioè sono un numero impossibile. È pure vero che il mio telefonino ha tanti anni e ogni volta faccio il backup da quello vecchio, quindi ci sono tantissime foto. Però diciamo che agli inizi degli anni 80, se uno apriva un album fotografico o le nozze dei genitori, eccetera, quasi tutta bianco e nero. Ogni tanto capitava una o due foto a colori e spiccava su una pagina dove c'erano tutte foto a bianco e nero e poi magari una a colori. Guardate che è incredibile parlare di queste cose. Noi i primi anni di mia figlia facevamo tanti fotolibri, all'epoca era da poco nato questa moda di fare i fotolibri con Photosì, con mio fotografo, eccetera, e quindi abbiamo fatto diversi fotolibri. Poi diciamo adesso stanno soltanto sui cellulari, tanto si fa il backup poi su Google. Sì, una volta per sviluppare un lino da 24 foto costa quasi 30.000 lire. E sì, tra lo sviluppo devi fare, perché tu pagavi lo sviluppo e la stampa, poi dovevi scegliere come la vuoi la carta, satinata o lucida.
Poi a seconda della carta la foto veniva meglio o peggio. Alcune foto venivano stampate meglio sulla carta satinata, altre foto venivano molto meglio sulla carta lucida. Quindi poi che la carta era Kodacolor, o la carta Fuji, c'era la Fuji di carta fotografica, c'erano pure diverse marche di carte fotografiche su cui stampare, cioè, diciamo che all'epoca per far uscire una foto non è come oggi, scatti e stampi e fai tutto dentro casa, no, assolutamente non era così. C'era chi aveva pure la camera oscura, che era una stanza con una lucetta rossa che a stento ti permetteva di vedere quello che stavi facendo, una luce molto, molto debole, di solito di colore rosso, per non andare a rovinare i rullini, e con degli acidi dovevi andare poi a stampare le foto su carta, ma era una procedura molto complessa. Solo diciamo, quelli che stavano più addentro alla fotografia riuscivano a fare dentro casa, altrimenti si prendeva il rollino tra l'altro i rollini c'erano da 12, da 24, da 36 pose. Quindi calcola che di solito la prima e l'ultima foto non venivano mai bene, veniva sempre a metà, quindi tu dovevi calcolare quel numero che c'era scritto meno 2, perché la prima e l'ultima venivano sempre un po' a metà, non venivano intere, perché a seconda della macchinetta come passava dalla foto successiva caricando, uno dice che significa caricare diciamo, il rullino? Tu quando scattavi poi c'era una levetta che portava avanti il rullino all'interno della macchinetta fotografica, quindi scorreva il rullino e si posizionava su una parte libera del rullino stesso, ok? E quindi a seconda di questo meccanismo, che magari poteva avere pure qualcosa che non andava, o il rullino, se tu lo portavi la prima foto lo portavi un po' troppo avanti, la prima foto diciamo veniva leggermente tra virgolette decentrata, poi tutte le altre erano centrate, e fino all'ultima che magari ci mancava un pezzo finale perché il rullino diciamo era tra virgolette finito e l'ultimo pezzo della fotografia non veniva impresso perché c'era la fine del rullino. Un po' come pure le cassette audio, hanno il nastro bianco all'inizio e alla fine, ok? Quindi diciamo che tutto ciò che è analogico e che è sequenziale purtroppo c'è una parte iniziale e finale che non è utilizzabile, e quindi bisogna poi vedere. C'ho tante cose da raccontare, ragazzi, che mi ricordo veramente non finiremmo mai, perché se comincio pure a parlare, diciamo, io non sono mai stato un fotografo, ho avuto delle macchinette tutte da battaglia, però una mi è rimasta nel cuore che mi venne regalata, anche quella mi pare durante la comunione, sì, alla comunione, quando mi regalarono pure il VIC 20, mi regalarono una macchina fotografica Minolta che aveva una particolarità che le altre non avevano, era subacquea, e io potevo andare a Capri, all'epoca andavo in vacanza a Capri, a fare le foto sotto ai faraglioni con mio padre. Ovviamente io ero molto piccolo, però mio padre ha sempre amato andare sott'acqua, infatti quando aveva 60 anni ha fatto un corso di sub, conseguendo anche il brevetto, e quindi diciamo è sempre stato appassionato degli ambienti sottomarini, e mi fece appassionare anche a me in quel periodo, e noi andavamo a Capri, maschera, pinne, boccaglio, senza bombole, perché non avevamo brevetti né niente, anche perché poi se vai troppo sotto, è vero che la macchinetta aveva il flash, però, tra l'altro ce l'ho ancora quella macchinetta, un giorno magari la vado a cercare e ve la faccio vedere, so anche dove sta nel box, è una macchinetta gialla, Minolta, anche se c'aveva il flash, però noi andavamo poco fondo, qualche metro, 1, 2, 3 metri, non di più, anche perché andavamo a vedere dei fondali, sono ancora tutte le foto molto belli, c'erano tanti ricci, i pesci, tante conchiglie diverse, belle. Ce l'ho ancora qualche foto fatte con quella macchinetta. Tra l'altro quella macchinetta montava il rullino da 110, quello sottile, e che era già imballato dentro a, diciamo, i rullini, o c'era quello classico 135 che tu lo dovevi tirare fuori dalla custodia,
e mettere dall'altra parte, caricare la macchinetta e quindi se lo trascinava la macchinetta. Quello da 110 invece era già tutto un blocco come se fosse un nastro di una stampante ad aghi e tu lo mettevi così dentro la macchinetta e quello rimaneva sempre chiuso. Diciamo era sempre chiuso, tutto dentro una plastica. Esistevano due tipi di rullino, il 110 e il 135. Quindi il 110 era molto sottile, le foto venivano diciamo un po' più sgranate perché è molto più piccolo come rullino. Ok, vabbè, io sto parlando di altro quando invece dovremmo parlare di Commodore PET, di come questi computer, diciamo, non hanno avuto il successo sperato, questi computer, però anche questi hanno fatto la storia, ok? La Commodore veniva dalle calcolatrici, diciamo da un periodo che era un'azienda normale, normalissima, e produceva anche questi home computer che io non riesco a capire che ci facevamo con così poca RAM, con così pochi mezzi a disposizione, ma cioè sì, qualche programmino basic, qualche cosa a livello elementare, ma più di quello non ci si poteva fare. Ma magari sembrava chissà che pure all'epoca fare un mini programmino e vedere che il computer ci metteva molto meno tempo, che ne so, a fare dei calcoli con dei cicli for, to, do, for, next, magari con dei cicli anche go to, eccetera, return, gosub, mi ricordo questi di comandi che servivano per fare dei cicli e quindi aumentare un valore in una variabile di un certo numero e magari poi generare a video anche dei numeri, non lo so. Sinceramente l'utilizzo, sì, senz'altro era più veloce di qualsiasi altra, è molto più semplice di una calcolatrice dell'epoca da programmare, perché qui scrivevi in BASIC, voglio dire, era un linguaggio che soprattutto per gli inglesi era molto semplice, perché le parole erano parole di uso comune inglese, input, print, go to vai a, si dice proprio in inglese, print, scrivi, cioè non è che è un comando basic, quindi voglio dire, next significa prossimo, quindi sono tutti comandi che vengono dall'inglese, molto semplici, più difficile andare a programmare invece in assembly, in linguaggio macchina, è ancora più difficile in esadecimale. Voglio vedere, allora andiamo avanti. Come vedete qui erano tutti componenti discreti, non si parla assolutamente di SMD, i cavetti sono belli grossi, tutti i condensatori, tutte le resistenze, sono tutti grossi, sono tutti i diodi, guardate che diodi, che so, UNO-N4148, questi, mi hanno buttato una sigla là. Tra l'altro questo mi sa che è tipo un ponte di diodi, però sono 4 i diodi in un ponte di diodi, questi sono 3. Quindi andiamo avanti. L'hardware dello Spectrum. Oh, pure questo è fatto tutto di componenti discreti, come vedete. E qui c'è la scheda madre di uno Spectrum, con anche lo schema elettrico, attenzione, guardate tutti gli schemi. Hanno pubblicato un po' di schemi elettrici dello Spectrum, ok? Molto molto bella questa rivista, ragazzi, Ricreare lo Spectrum, Spectrum. Mamma mia che bella che è sta rivista, mi fa fare sempre un salto nel passato. Eccolo, guardate, continua l'articolo. Bella, bella, ammazza, molto molto bella. Questo Spectrum con i tasti di gomma, diciamo, l'abbiamo almeno visto tutti quanti quelli dell'epoca mia. Magari non l'hanno posseduto tutti, ma a vederlo l'hanno visto tutti. Era questo computerino piccolo piccolo, ultra portatile, con la possibilità di attaccarlo a un qualsiasi televisore. Quindi aspettate che come sempre un attimo
abbassiamo un po' le suonerie del telefono, con i tastini di gomma, quindi questo aveva bisogno solo del suo bel alimentatore, andava in giro con la tastiera e l'alimentatore, il cavetto UHF per attaccarlo a un qualsiasi televisore, canale 36, 35, 37, poi c'era una rotellina dietro per regolare su che canale volevi trasmettere e stavi a posto. E con questo scatoletto potevi, ovviamente non potevi salvare da nessuna parte, altrimenti ti dovevi portare una specie di dataset che altro non era, perché lo Spectrum aveva ingresso e uscita mic e air, quindi c'aveva l'ingresso microfono e l'uscita cuffie che andavano attaccati al line in, diciamo tra virgolette, e line out di un qualsiasi registratore portatile che avesse gli ingressi monofonici del microfono e l'uscita della cuffia. Ok? Quindi diciamo che già solo con questo però si poteva fare un programmino al volo, se conoscevi bene il Basic lo potevi fare in 10 minuti, un programmino anche abbastanza complesso. Quindi tanto di cappello anche alla Sinclair e tanto di cappello anche a questo mini computerino, lo ZX Spectrum, con i tasti in gomma. Ok? Io non so se vi sto annoiando, non fa niente, ma sto commentando quello che... Io non sto leggendo quello che dice la rivista, ripeto, l'ho presa 20 minuti prima di lanciare la diretta, di aprire questa live. Ok, e qui ci sono tutti gli accessori che vennero commercializzati, ma che già all'epoca si faceva fatica a trovarli nei negozi di computer. Oh, allora, questi sono stati, qui ci sono le immagini, questo allora, aspettate un attimo, poggio un attimo qua perché vado ad aprire, tanto qui è già tutto aperto, è facilissimo e quindi vado, sposto, perché questo sta qui, l'altro purtroppo non sta qui, sembra facile qui. Ok, allora, questo rimettiamo qua. Perfetto. Allora, guardate di cosa si parla qui. Qui si parla del grillo parlante di Dotto Contaparla e io c'ho anche di quello che insegna l'inglese, mi sfugge il nome, però io ne ho 3. Allora, il grillo parlante mi venne regalato, non mi ricordo per quale Natale, però mi venne regalato a Natale. Io l'ho usato tantissimo il mio grillo parlante, però siccome ci volevo attaccare un altoparlante esterno, mi sa che questo non c'aveva l'uscita per l'altoparlante, c'aveva soltanto l'entrata, insomma ho fatto un casino, insomma sto grillo parlante si è bruciato. Non lo so, non so se allora per metterci un alimentatore, non mi ricordo perché ero piccolo. Comunque ad ogni modo questo si ruppe il mio e lo portai a riparare dentro un centro che poi chiuse, non glielo chiesi più dopo un anno. Mi ricordai che gli avevo portato questo grillo parlante, ma andò nel dimenticatoio. Quindi molti anni dopo lo ricomprai e comprai anche questo, che se andate nel mio canale c'è proprio un video dedicato a Dotto Contaparla. Quanto mi piacevano questi giochi della Clementoni Texas Instruments, ne ha parlato Davide Gatti, Survival Hacking, andate a cercare il video perché lui ha analizzato questi, diciamo, lì io li chiamo giocattoli perché alla fine sono giocattoli, però la tecnologia che c'è dietro, il processore che genera le parole dietro, non è tanto semplice, anche perché si capisce benissimo. Se voi andate nel mio canale, io ho dedicato un video solo a giocare con Dotto Contaparla, ok? E vedrete che si capisce tutto quello che dice, così come si capisce tutto quello che dice, questo originariamente si chiama Speak and Spell, il grillo parlante, ok? Scrivi e controlla acqua, A-Q-Q-U-A, non ho ricevuto, riprova e controlla. Vedete, io mi ricordo tutte queste cose, quindi il grillo parlante, Texas Instruments, distribuito poi da Clementoni,
Per l'epoca era una cosa incredibile, perché neanche i computer parlavano. Calcolate che il Commodore 64, io avevo una cartuccia che si chiama bellissimo il grillo parlante, poi 40 anni fa il fatto che parlassero era una cosa incredibile, infatti sì, cioè era proprio stranissimo sentire un qualcosa, una voce metallica che parlava, ok? Era proprio, non lo so, non era concepibile, eppure questi giocattolini, vedete qui c'è uno spinotto, quello vado a pensare che era per l'alimentatore esterno, però non riporta nessuna scritta e quindi questo è il dietro, vedete? Qui è dove si sente, dove esce l'audio, ok? Anzi no, strano perché sì, beh, pure lì e pure qui, su questa parte nera, esce l'audio e questo è proprio dotto contaparla della Clementoni e quindi dicevo era abbastanza difficile. Io per Commodore 64 avevo il C64 Voice Emulator ed era una cartuccia che tu la mettevi e ti permetteva, ma non era solo software, c'era anche dell'hardware dentro, perché tu dovevi connettere quella cartuccia poi all'audio del televisore, ti davano un cavetto che andava, non mi ricordo com'era la storia, comunque ti davano tutto un cavetto che tu attaccavi l'uscita audio di questa scheda, ce la dovrei ancora avere da qualche parte, io non butto niente, quindi da qualche parte c'è ancora questa cartuccia per Commodore 64 che tra l'altro era un po' a L, non era una cartuccia dritta, rettangolare come le solite cartucce, era un po' a L, ok? E quella era la cartuccia che faceva parlare il Commodore 64. Poi uscirono anche diversi software che sfruttavano il SID, il 6581, che emettendo determinate frequenze poteva essere assimilata alla voce umana, ma uno dei primi, diciamo, dei primi giochi che sfruttarono questa capacità del SID fu proprio Ghostbusters. Ghostbusters per Commodore 64, dopo il caricamento della intro, iniziava il gioco e si sentiva proprio la voce dire Ghostbusters e rideva così e si sentiva molto bene perché il SID l'abbiamo portato a fare delle cose impossibili, quindi però invece questa cartuccia aveva dentro proprio un processore dedicato alla voce, quindi che migliorava questo fatto di far parlare il Commodore 64, mentre invece questi avevano dei processori, ripeto, se volete saperne di più andate a cercare Davide Gatti quando parla di questi giocattoli e delle calcolatrici che all'epoca parlavano e leggevano i numeri, i risultati ed erano qualcosa di eclatante, qualcosa di molto molto bello. Andate sul canale YouTube di Davide Gatti Survival Hacking, andatevi a vedere questo video che è molto molto interessante. Se qui hanno fatto un morphing spettacolare, Amstrad CPC 464, questo ce l'ho io, e guardate lì sotto un morphing tra il Commodore 64 questo è lo Spectrum, ecco, è quasi qualcosa di spettacolare sto morphing. Hanno trasformato la tastiera di un C64 biscottone in un Sinclair ZX Spectrum. Bello, bello, mazza. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Oh, e qui vedete che io, porca la miseria, sta rivista è una cosa spettacolare. Vedete lì? C'è anche una cosa che io qua ce n'ho due, i sterei anni 80-90, tra l'altro quelli in acciaio, così color grigio, sono più anni 80, mentre quelli neri sono anni 90, ok? Quindi io mi riferisco a questo stereo è uno stereo degli anni 80, vedete che è grigio, è un colore metallico, ok? Quindi questi con il frontale metallico sono più anni 80, poi tra gli anni 80 e 90 diventarono tutti neri e andò per la maggiore lo stereo da casa nero, ok? E io ne potrei dire tante anche sugli home stereo, quindi su questi apparecchi, tra virgolette, alta fedeltà, gli hi-fi, che alcuni erano alta fedeltà, altri no,
dedicheremo una live anche ai vari Cubo. I Cubo erano quegli apparecchi sterei tutti uniti, e c'era il registratore a cassetta, spesso a doppia cassetta, la radio, l'amplificatore, il giradischi, tutto in uno. Poi ci aggiunsero pure il lettore CD, ma tutto in uno, non erano componenti separati, mentre questi erano a componenti separati, e quindi uno poteva anche utilizzare componenti di marche diverse. Che ne so, se ti piaceva la giradischi Technics, la piastra della Teach, l'amplificatore Pioneer, potevi mischiare tutto, ci mettevi, che ne so, l'equalizzatore Grundig, potevi fare come ti pareva. Dietro con gli RCA attaccavi tutto uno all'altro, era universale, anzi all'epoca negli anni 80 c'era pure una presa che si chiamava DIN, in cui passava sia in entrata che in uscita il segnale audio, quindi veniva utilizzata per la maggior parte delle volte per attaccare le piastre, che erano in grado sia di registrare che di riprodurre le cassette, e quindi avevano bisogno di questo passaggio bionivoco del segnale. Ok? Ma quante cose, guarda, vedendo soltanto una rivista, tra virgolette, di informatica, perché questa è una rivista di informatica retro. Amstrad. Io dell'Amstrad c'avevo anche, mi sa, forse l'unico doppio videoregistratore, si chiamava l'Amstrad Double Decker, ne ho due di Amstrad di Double Decker, ancora ce li ho, videoregistratori a due testine, che però quanto l'ho usati. Mamma mia, gli Amstrad Double Decker. Che vedevo io ero così, quindi io vado avanti a farvi vedere questa rivista, perché questa live già so 52 minuti che chiacchiero. Non pensavo di chiacchierare così tanto. Vedete, qui si parla già di macOS. Nel vecchio numero qui si parlava anche di Next. Next fu una società creata da Steve Jobs. Molti non lo sanno, ma è strano, perché è grazie a Next che poi Steve Jobs poi è ritornato alla Apple, è successo. Vedete qua si parla di GPU, Graphic Processing Unit, ok? E qua si mettono a confronto AMD con Nvidia, e lì c'è scritto MGA su quel processore, MGA, e c'è scritto Matrox G100, Matrox G200. La Matrox alla fine, nella seconda metà degli anni 90 e nella prima metà degli anni 2000, guardate, veramente era al top delle schede video, era considerata veramente importante come marca di schede video per PC. E io voglio dedicare poi una live proprio a parlare delle varie schede, le schede SCSI, le schede video, le schede audio. Ne abbiamo avute tante di schede, quindi c'è già un video che si chiama Le schede parlano, punto interrogativo. L'ho condiviso oggi sul mio canale, sul mio profilo Facebook, quindi perché mi è ricapitato e allora l'ho ricondiviso. È anche quello un bel video in cui faccio vedere tutti i ricordi che mi suscitavano andare a vedere tante schede, varie schede di rete, le schede modem. Vedete, qui ci sono tante schede. C'erano anche le Cirrus Logic all'epoca. Poi si può parlare delle schede 3D, perché non vogliamo parlare delle schede 3D, le 3D FX che servivano per giocare a Doom, Quake e compagnia bella. Random, sparare a caso ma non troppo. Commodore 16. Io faccio troppo un salto nel passato e ancora mi ricordo parecchie cose. Ti è lo ZX81, vabbè, ma che ne parliamo a fare? Su questa scrivania insieme c'è questa ragazza. Meno male che ho levato l'audio, perché qui c'è un telefono. Quel telefono è un telefono della Ericsson, ok? Lo riconosco dalla forma tranquillamente. Veniva fabbricato in Ericsson praticamente. E quello è un monitor che assomiglia tanto ai vecchi Compaq o anche HP, la forma è sempre quella, a tubo catodico con una tastiera grigia. Mamma mia che ricordi. Homebrew, giochi nuovi per vecchi computer.
noi abbiamo sfogliato insieme parecchi numeri di Zap usciti quest'anno e l'anno scorso. Cercate nel mio canale, diciamo, sfogliamo insieme Zap, perché ancora escono giochi, programmi, ma soprattutto giochi per questi 8 bit, 16 bit, eccetera. E quindi tanto di cappello a chi perde ancora tempo, no, perde, a chi impiega il tempo a fornire queste vecchie macchine di nuovo software, nuovi giochi, diciamo a mettere cose nuove per queste macchine, al di là di tutte le varie interfacce che vengono fatte da esperti del settore, perché come devi essere un bravissimo programmatore per far uscire ancora software per queste macchine, anche l'hardware, devi essere un conoscitore dell'hardware a basso livello per poter fare delle interfacce ancora per queste macchine, per migliorarle ancora, cioè l'abbiamo portate a dei livelli impensabili per l'epoca, ok? Quindi bellissimi, bellissimi, andate a vedere, sfogliamo insieme Zap, ok? Guardate, guardate, altre pagine dedicate al nuovo software che esce, Mazza, 55 minuti di live, tutta musica maestro, dal Dionisio d'Oro ai Kraftwerk. Bella, bella, ancora ci stanno tante pagine, come vedete, diciamo costicchia questa rivista, però secondo me il prezzo se lo merita tutto. Bella, bella, bellissima questa rivista. Questo è un Moog. Vabbè, dai, su. Se cominci a dire tutto quello che c'è da una foto, cominci a fare discorsi infiniti, è impossibile. Comunque poi dedicheremo anche qualche tempo a tutte le varie tastiere che si appoggiavano sopra i computer per fare musica. Diciamo, tutte queste interfacce che vedete, queste sono tutte interfacce che servivano per attaccare delle tastiere a dei computer per generare musica diversa dei CD Games Pack, cioè all'epoca abbiamo fatto, negli anni 80 e 90 abbiamo fatto di tutto. Adesso si fa tutto via software, basta un computer non troppo vecchio e tutte queste cose si riescono a fare via software. Non mi dire che questo, eccola, ho parlato prima. Allora, qui vi faccio vedere queste due pagine, poi zoom, guardate che zoom, CBM 6581. Questo è il 6581 della MOS Technology. Il SID, vedete? Questo è il SID. MOS Technology 6581, utilizzato in tantissimi ambiti, il 6581 venne utilizzato in tantissimi. Ecco il sound buggy, io se non mi sbaglio ce l'ho ancora sto sound buggy senza scatola, sound buggy per C64, dai su, veramente mamma mia, sound buggy, che poi all'epoca chiunque voleva fare un minimo di suoni e si inventava un, che poi io non so suonare, non ci capisco niente, però mi piace parecchio la musica, collezionista di vinili, di audiocassette, eccetera. Però a mettere insieme 4 o 5 note senza capirci niente col computer mi piaceva. E quindi, anche perché lì potevi utilizzare dei loop, delle cose, quindi era più un programmare che un suonare, perché tu, che ne so, tutti quanti ci possiamo inventare un ritornello ti tu, poi mettevi il loop e poi ci cominciavi a mettere e avevi fatto una canzone, cioè senza conoscere, manco senza sapere che note erano, cioè, e quindi ti inventavi un ritornello e mettevi in loop, ti inventavi una base e mettevi in loop, ed era più un programmare che un suonare. Non mi permetterei mai di dire, io non ci capisco niente di musica, ma proprio zero, no di musica, diciamo delle note, ho studiato musica soltanto a scuola, alle medie e un po' alle elementari,
niente di più di questo, ti è il Musil. Questo Carlo Sant'Agostino, mettendo queste foto uno rischia, guardate che roba. Il Musil a Brescia. Carle, migliaia di macchine presenti qua dentro, migliaia. Ci sono anche, da che sappia io, ci sono anche delle Alpha Station, delle cose impossibili, ma questo è un capannone enorme, enorme, pieno di scaffali, pieno di tutti i tipi di computer. Tanto è vero che qui secondo me la parte dedicata ai Commodore è la più piccola di tutte, perché qui come vedete ci sono anche dei server. Questi sono dei server, ok, sono dei server che erano giganteschi, c'erano un paio di server, gli HP Net server, ma guardate che qui c'è davvero, davvero di tutto di più, che poi hanno catalogato tutto, hanno fatto un lavorone che è tanto d'applauso, tanto di cappello, cioè veramente mi inchino all'enorme lavoro che hanno fatto. Io continuo a farvi vedere questa rivista che sembra non finire mai, sembra non finire mai. Anche mostre, fiere, che ancora si tengono in Italia, e noi siamo a livello italiano, pensiamo a livello mondiale quante altre mostre e fiere in ogni singolo stato si tengono, magari in America e anche in Europa, perché no? Quante altre mostre di retro computing, retro gaming, giocare a ritmo, e qui rivediamo, torna protagonista il Simon. Mamma mia, quanti ricordi, sto andando un po' più veloce perché sennò veramente poi questa live diventa noiosa, e quindi il mio scopo è incentivare l'acquisto di questa rivista, di queste riviste, tra l'altro edite da Sprea, molto molto belle queste riviste, ma veramente tanto di cappello, anche l'impaginazione, la carta, la qualità di stampa, c'è tanto poi che fa il prezzo, il numero di pagine, per carità. L'Acorn Archimedes, questo non ce l'ho, un campione mancato, l'Archimedes. Vabbè, questo lo vidi in una fiera, lo portarono ad una fiera, l'Archimedes. Mamma mia. Ma tra l'altro adesso cominciano a diventare retro computer anche i primissimi Pentium, i Pentium 200 MMX, i 486, i 386 sono tutti retro computing. Guardate, siamo arrivati addirittura d'arrivo. Siamo entrati addirittura d'arrivo. La borsa dei computer, qua ci sono le valutazioni di tutti i retro computer. Non pagateli troppo, ma neanche troppo poco, perché se ve li danno a troppo poco, 90% non funzionano. Se li pagate troppo, ma perché dovete alzare il prezzo di queste macchine? Allora, come vedete, vabbè, in alto non lo so se lo riuscite a leggere, questa rivista esce il 20 dei mesi dispari. Che cosa vuol dire? Che con questo numero questa rivista saluta il 2024, la troveremo a gennaio 2025, il 20 gennaio 2025 nelle nostre edicole. Allora io sicuramente vi metterò in descrizione il link per andare ad acquistarla qualora ci sia, anche su Amazon questa rivista. Se potete, se volete comprarla su Amazon, compratela tramite i miei link, ok? Quindi questa rivista Retro Computer vi metterò anche magari link agli altri numeri, questa è la quinta, quindi magari vi metto, se
se ci sono ancora, i link al numero 1, 2, 3 e 4 e poi anche al 5. Ok? Questo è il numero 5. Il retrocomputer numero 5 l'abbiamo sfogliato insieme, è stata veramente una bella rivista che non trattava, diciamo, non mi sono soffermato a parlare solo di Commodore o di Sinclair, abbiamo visto che qui hanno menzionato e quindi ho preso anche Dotto Contapalla, non ho potuto prendere il grillo parlante perché sta insieme agli Amiga 4000 e insieme a quell'altro che insegna l'inglese lì. Mentre questo l'avevo portato a casa, non mi ricordo per quale motivo, e quindi è rimasto a casa. Niente, io vi ringrazio di essere stati qui con me, però in chiusura di live, come faccio sempre, vi invito a visitare i miei siti. Il primo dei quali è classe74.it, dove troverete tantissimo materiale opportunamente diviso in categorie che è in vendita su Amazon, ok? Quindi sui miei siti, ve lo ripeto sempre, non mi dovete lasciare user, non mi dovete lasciare password, non vi dovete iscrivere a niente, quindi non c'è niente da fare sui miei siti, dovete solo cliccare sui link e verrete direzionati sulla app del cellulare o sul sito di Amazon, dove con la vostra user e la vostra password potete procedere a fare l'acquisto come avete sempre fatto. Ok? C'è anche il sito dedicato alla galassia lontana lontana che si chiama starwarsstore.it. C'è un sito dedicato, ciao Renato, buona giornata, grazie e a presto. Mi iscriverò sicuramente anche al tuo Telegram. I link al canale Telegram li trovate sotto. Anche al tuo Telegram con i tuoi audio e video, oltre ai tuoi canali Telegram a cui sono, sì, io ringrazio sempre gli amici di Amiga Ita, che è un gruppo che va abbastanza bene, ci sono tanti messaggi. Ultimamente ho rispolverato anche il repository di Amiga Ita, quindi ho pubblicato qualcos'altro che riguarda sempre Commodore o retro gaming più in generale, emulazione eccetera, e lì trovate parecchia roba. Tra l'altro voglio pubblicare qualche altra cosa che riguarda il DC64 e DA500 mini, perché a breve, spero il primo quarto, quindi i primi 4 mesi del 2025, dovrebbe uscire The A500, tra parentesi Maxi, cioè il DA500 mini con la tastiera funzionante. Ok, non avrà il floppy drive, quasi sicuramente avrà qualche USB in più per attaccarci più pennette, più cose, ok, però diciamo avrà la tastiera funzionante, permetterà quindi anche di andare su internet tramite il Workbench, tramite Amiga OS, e quindi sarà una cosa un po' meglio di quella che hanno fatto con DA500 mini, che era prettamente una console, per quanto con una qualsiasi tastiera USB diventava proprio un'Amiga. Infatti ci sono tanti pacchetti con già il Workbench bello caricato, bello configurato, con tutte le icone belle a cui noi non eravamo abituati. Io almeno negli anni 90 installavo Magic VB, ci mettevo qualche icona che magari sulle riviste uscivano delle icone già belle fatte per Magic VB, e uno aveva un po' l'icona, un po' il Workbench, un po' graficamente più bello, e quello era il sistema. Torniamo ai miei siti. Dopo starwarsstore.it vi menziono uno che non viene citato neanche qui sopra. Praticamente qui sopra sta passando classe 74, magliette vintage.it, non viene citato lì sopra, anzi lo devo aggiungere, adesso prossimamente lo aggiungerò. Magliette vintage, troverete tante magliette diciamo vintage, quindi sia dei gruppi rock con i cartoni animati, qualche maglietta dedicata ai loghi Linux, insomma qualche maglietta carina che può essere una simpatica idea regalo. Poi c'è legolando.it, Legolando è dedicato al mondo dei Lego. Poi non meno importanti sono i siti dedicati alla musica, che sono renijstore.it e ilmondodelvinile.it. Ok, detto questo, diciamo siamo arrivati all'epilogo, siamo arrivati alla fine di questa live anche questa volta. Sono le ore 12:57, mancano 3 minuti all'una di questo mercoledì 20 novembre 2024.
come vedete i giorni passano veloci, si avvicina sempre di più il Natale, quindi io in una prossima live sicuramente faremo lo sfogliamo insieme del numero mancante di Java Magazine, quindi sarà una live di Reni Toons, ok? Faremo questo sfogliamo insieme del numero 2 di Java Magazine e poi andremo avanti con altre live che ho in mente di fare, ok? Allora, qui vedete, non vi ho parlato di questa animazione che vedete alle mie spalle, questo è un video YouTube dove c'è l'Amiga Boing Ball, questa è l'animazione che venne presentata al CES e ebbe, mi pare che era l'84, una cosa del genere, insomma a uno dei vari CES, CES, Consumer Electronic, non mi ricordo bene che voleva, per che cosa stava l'acronimo. Comunque tramite questa semplice demo l'Amiga conquistò il pubblico, ok? Questa uscì su Amiga 1000 originariamente, bellissima questa demo, ok? Detto questo, io vado a cercare la sigla Reni Retro, finale Reni Retro, eccola qui, ok? Quindi il finale Reni Retro, siamo pronti. Niente, io vi do appuntamento alla prossima live, non so quando la potrò fare, può darsi anche domani o può darsi anche più tardi, nel primo pomeriggio, non lo so, magari così recupero un po', ok? Ripeto, è mezzogiorno e 59 nel frattempo, quasi l'una, mancano pochi secondi all'una di questo 20 novembre 2024. Vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ah, una cosa importante, grazie 1500 follower, già sono di più, ho visto sul canale, già sono più di 500, grazie per chi si iscrive, grazie per chi mette i like e soprattutto mettete un po' più di commenti sotto questi video, perché tutti i miei video sono poveri di commenti, non ce ne sono nessuno o pochissimi, quindi grazie mille, 500 follower l'abbiamo raggiunti, prossimo traguardo i 1000, io vado di 500 in 500, non miro a 10.000, 50.000, 100.000, no, altri 500 e arriviamo a 1000, piano piano, io non vado di fretta, chi ci corre dietro? Nessuno ci corre dietro, ragazzi, l'una, e quindi Reni Retro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti!